Il MES supera la prova del Parlamento, con 291 voti a favore e 222 contrari alla Camera e 165 sì contro 122 no al Senato. La riforma del meccanismo europeo di stabilità, dopo grandi discussioni, riceve la benedizione che serviva a Bruxelles. Non c'è da stupirsi se all'interno anche del governo le forze discutono, no? E ne discute il Parlamento. Viva Dio, il Parlamento è il cuore della democrazia, quindi non è negativo. Poi bisogna arrivare a sintesi però e a sintesi si arriva nell'interesse della nazione. Il via libera del Parlamento italiano è determinante. Le modifiche al MES non entrerebbero in vigore se l'Italia non le ratificasse. Sul fondo salva stati la Lega ha sollevato tutte le rimostranze, le perplessità già fatte al tempo. Riteniamo che il fondo salva stati sia pericoloso, sia dannoso ed è totalmente da riprendervi mano. Con sede in Lussemburgo è un tesoretto da 700 miliardi di euro. Ricordiamo che il MES serve ad aiutare i paesi in difficoltà economica in cambio di riforme fiscali e ristrutturazione del debito, per cui lo Stato che riceve i finanziamenti rischia di essere di fatto commissariato. E se l'Italia con 14,3 miliardi di euro versati è il terzo paese contributore del MES, Germania e Francia sono i primi due e quindi, essendo i creditori maggiori, potrebbero decidere le sorti dei paesi più deboli. Oggi la diatriba politica interna sul meccanismo europeo di stabilità è tutt'altro che sopita, soprattutto dopo che il MES è passato in Parlamento. È passato, non avevo dubbi che passasse, anche perché se non passava andavano a casa, siccome non vogliono andare a casa è passato.